Stefano Parisi, l'uomo che vorrebbe riorganizzare il centrodestra, è stato a Rossano Veneto, ospite della Willier Triestina e del sindaco Morena Martini. Ha visitato l'azienda dei fratelli Castaldello e poi ha parlato con il primo cittadino a lungo. Il promotore di Energie per l'Italia sta tentando di proporre un progetto di rinnovamento per il centrodestra, anche se nelle ultime ore ha dovuto incassare le bacchettate di Berlusconi per aver preso le distanze dalla Lega. Abbiamo avuto modo di parlare di molte cose dopo la visita aziendale e soprattutto del futuro di questo centrodestra. Ci sono tante anime, la storia della disfatta del PDL, di questo sfilacciamento all'interno del PDL è nota. Ci sono tante anime, tanti gruppi di anime che stanno cercando una casa. Speriamo che Parisi riesca a mettere insieme, non dico i moderati, perché moderato vuol dire tutto, vuol dire nulla, però i liberal democratici sì. Parisi ha parlato dei progetti che riguardano il Veneto, una regione che ha bisogno di investimenti assenti da troppo tempo. Le divisioni che lacerano il centro-destra in queste ore rischiano però di far saltare il tutto, prima ancora di iniziare. Siamo anche coscienti che a livello nazionale pensare di andare senza la Lega sarebbe un suicidio, quindi dobbiamo cercare appunto di trovare con la testa delle armonie per poter ricompattare una grande forza che in questo momento in Italia non è rappresentata.